libertà, venditori di tumori della dea democrazia, freccia rossa progressista che ti vanti d'avanguardia, sempre pronta a venderti per carriera o codardia. Siamo nati scorda dell'essere, asserragliati qui sul fronte dell'essere. Come vedi, siamo ancora noi a non credere ai vostri giochi e ai vostri eroi. Ho avuto un'ingerenza nei pressi del mercato giornaliero, quello di sabato. Ecco che Casa Pound propone un banchetto con una raccolta di firme. Per che cosa? Per una parola di legge per dare le case popolari prima di tutto agli italiani, e questa è la vostra volontà che portate avanti con questa iniziativa di questa mattina. Sì, la nostra raccolta firme è voluta per rivedere completamente l'assegnazione rivedere i parametri di assegnazione delle case popolari, dando priorità agli italiani rispetto all'attuale sistema di assegnazione che lascia poco spazio agli italiani e molto più spazio alle persone che vengono dall'estero. Perché c'è una graduatoria in cui magari le persone che vengono dall'estero, hanno più diritti hanno più diritti degli italiani. Ecco, questa è una raccolta di firme, noi ci siamo un attimino avanti, cioè nel senso che avete proposto anche una legge che va a cambiare questa... Esatto, la nostra è una raccolta firme per promuovere la modifica alla legge di assegnazione alle case popolari. Sono venuti diverse persone da voi a lamentarsi? Siamo diversi mesi che siamo nelle piazze di tutto il Friuli con banchetti, e lo stesso stanno facendo i ragazzi nel resto d'Italia, sempre per la stessa raccolta firme, e diciamo che le raccolte firme vanno bene. Oggi qui oltre al banchetto facciamo anche un'azione simbolica dove abbiamo uno striscione e appoggiamo delle case di cartone dove praticamente rappresentano quello che alla fine gli resterà agli italiani se continua ad andare avanti questa legge. Delle case di cartone? Delle case di cartone.